Buonasera a tutti e benvenuti. Apriremo il nostro saggio con un brano molto noto a tutti voi sicuramente, anche se la versione che noi proponiamo è una versione del tutto originale. Dopo tutti i ciao, vi chiedo di chiudere i buchi. Bravissimi. E vi faremo ascoltare Nel blu dipinto di blu. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, 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 volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, 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 volare. Poi d'improvviso venivo da vento rapito e incominciavo a volare. Volare, 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 con voi. Il coro junior di Art Voice Academy. Ad aprire con il suo pezzo al violino sarà Noa Muamba. Noa ci farà ascoltare un allegro moderato e precisamente concerto per violino e piano, opera 35.
continuerà a stupirci e ci fa ora ascoltare al pianoforte un brano scritto da Chopin e precisamente il valzer in La minore. Perché no, non ha finito il suo saggio, no, anche canta. Ebbene, è seguita dalla maestra Barbara Lorenzato e questa sera ci farà sentire un meraviglioso brano di Billie Eilish che si intitola No Time to Die. Should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair.
Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious for everybody else that I'd fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice, call me down for paradise. Now you'll never see me cry. There's just no time to die. I let it burn. You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn, that I'd fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you there for paradise? Now you'll never see me cry. There's just no time to die. No time to die. Ooh, no time to die. Ooh. Fool me once, fool me twice. Are you there for paradise? Now you'll never see me cry. There's just no time to die. Passiamo ora alla classe di pianoforte della maestra Ristova. Alcuni brani verranno eseguiti dai bambini singolarmente, individualmente, invece in altri saranno appunto eroicamente accompagnati da Federico Massa. Partiamo con Fiamma Cervellin, che ho visto prima, eccola qui, che prende posto al pianoforte. Fiamma ha 7 anni, giusto Fiamma? Molto bene. E ci farà sentire come primo brano Nella vecchia fattoria, tratto dal Bastien. Hai bisogno di aiuto, Fiamma? No. Fiamma ora procede e ci farà ascoltare Il campanile. Bravissima Fiamma! Ora, assieme al maestro Federico, ci farà ascoltare a 4 mani il brano di Consiglio intitolato Il gatto.
Ora chiamiamo un altro artista di 7 anni che è Giovanni Mambrin, che dovrebbe arrivare col suo quaderno La canzone della pioggia. Bravissimo. Giovanni, ma tu ti ricordi da quanto tempo studi pianoforte? Da poco. Da molto poco, ve lo assicuro. È stato un campione. E in più adesso c'è anche una sorpresa, perché Giovanni è anche un autore. E quest'anno ha composto una canzone che ora ci farà sentire. Vorrei che dicesse lui il titolo. Non lo so. Ecco. Cosa ti ispira? Che emozione ti ispira, Giovanni? C'è. Shh, buon ascolto. Vai, Giovanni. Sarà il tormentone dell'estate, lo sento. Bravissimo Giovanni. Procediamo con Leila Deng, che è anche cantante nel nostro coro, come anche Giovanni, che ci farà ascoltare a 4 mani, con Federico, Il Bue. Abbiamo avuto nella vecchia fattoria, poi è arrivato il gatto, è arrivato il bue e non poteva mancare il porcellino, che ora ascoltiamo a 4 mani. Bravissima Leila! Andiamo avanti con l'età dei nostri artisti. Vorrei qui con me Andy, che ha 11 anni e ci farà ascoltare di Dvorak il tema della Quinta Sinfonia a 4 mani con Federico.
Ascolteremo ora l'Adagio di Beethoven. Molto bravo Andy. Se non erro, i tuoi pezzi sono terminati, giusto? Ce n'è un'altra che io non ho. Vuoi dirci tu cosa ci suonerai? La danza dell'orso. Mancava l'orso, infatti. E siamo arrivati all'ultima musicista di questa serata, che è Camilla Fraccaro, che di anni ne ha 15 e ci farà ascoltare il meraviglioso Alleluia di Cohen. Bravissima Camilla!
Bene, noi stiamo giungendo alla conclusione di questo saggio, per cui chiamerei il coro sul palco. Faremo 2 canzoni, una in fila all'altra, senza interruzioni. La prima è un brano che ci porta un po' indietro, agli anni 50, 60, all'epoca del quartetto Cetra. Mi è piaciuto far conoscere ai ragazzi anche questo tipo di sonorità e vi faremo sentire Un bacio a mezzanotte. Cambieremo poi completamente sonorità e ci sposteremo verso un brano tratto dalla colonna sonora di un cartone animato che è Ribelle, e vi faremo sentire Il cielo toccherò. Buon ascolto. Riesce sempre a farti innamorare.
Bravissimissimi! Coro Junior di Art Voice Academy.